Teatro Romano Pascuto di San Stino di Livenza, gremito di pubblico ieri sera in occasione del convegno organizzato da Confartigianato Imprese Veneto Orientale e San Donà di Piave in ricordo di Cinzia Luison, la parrucchiera di San Stino di Livenza, uccisa a 60 anni dal marito il 6 dicembre del 2022, diventando una delle 106 vittime di femminicidio in Italia di quell'anno. Il problema è di tutti, non possiamo pensare di nessuno deve sentirsi escluso da questa battaglia, che è una battaglia sì sulla parità di genere, ma è una battaglia contro la violenza. Ogni segnalazione che perviene viene vigilata, viene attuata quel dispositivo di sicurezza che tra l'altro la legge prevede. Abbiamo uno dei panorami legislativi più efficaci, più articolati, più completi e anche più adeguati per affrontare questo problema. E quindi chiediamo la collaborazione soprattutto dei cittadini perché vengano denunciati tutti gli eventi che in qualche maniera possono essere di danno, di turbativa e di pregiudizio per la sicurezza dei nostri concittadini. Un convegno per ricordare Cinzia Luison, ma anche per riflettere sul tema della violenza di genere, grazie agli interventi di esperti nelle diverse funzioni e competenze per questi gravi e tragici casi di violenza, purtroppo sempre più frequenti. Il problema è che noi ce l'abbiamo a livello culturale, quello che accade in famiglia è la base di tutto quello che accadrà in seguito dal punto di vista anche delle violenze. Quindi se tu hai introiettato una cultura fortemente patriarcale, improntata a una differenza di ruoli e di importanza all'interno dell'abitazione in base al sesso, in base al genere, è chiaro che quel tipo di modello ti entra nella testa e tenderai a riproporlo, a riprodurlo a tua volta quando sarà il tuo momento di creare una famiglia. Quindi dobbiamo lavorare molto prima e sui bambini molto più piccoli. E per il futuro bisogna continuare a portare avanti questa battaglia nella quotidianità, ognuno per la sua parte, per il suo ruolo, per le sue possibilità, per la sua consapevolezza. Ma è una battaglia che se non combattiamo tutti insieme non c'è nessuna speranza di vincere. L'iniziativa ha visto anche la consegna di alcune borse di studio rivolte agli studenti e alle studentesse degli istituti professionali di acconciatura ed estetica del San Donatese e del corso di laurea in infermieristica di Portogruaro. A questi ultimi verrà inoltre richiesto lo sviluppo di una tesi di laurea nell'ambito della violenza di genere. Un evento per ricordare Cinzia Luison, ma soprattutto abbiamo voluto dare avvio a un progetto, che è un progetto dell'associazione che si occupa anche della società, anche degli eventi tragici, per trasformarli in qualcosa di positivo, offrendo delle borse di studio a quelli che stanno studiando, a quelli che saranno i nuovi imprenditori e a quelli che saranno anche la nuova società, sperando che ci sia una società rinnovata, che sia una società che rispetta tutti gli esseri viventi e soprattutto rispetta il mondo del lavoro, il mondo dello studio e si faccia veramente degli investimenti in favore di una buona vita.